Scusi, possiamo farle una domanda? Faccia pure. Sta andando a Cagliari a studiare? No, parto. E perché? Voglio partire. Se ne va dalla Sardegna. E dove va a lavorare? In Germania. E il piano di rinascita? Che lo facciano. Casomai ritornerò. Migliaia di giovani nel corso degli ultimi anni hanno lasciato la Sardegna e si sono trasferiti per ragioni di lavoro nei centri industriali dell'Italia del Nord, in Germania, in Francia, in Belgio. Il fenomeno dell'emigrazione, tipico delle zone agricole sottosviluppate, ha interessato per la prima volta in modo massiccio la Sardegna in questo dopoguerra. Soltanto allora, infatti, la Sardegna è uscita da un antico isolamento ed ha cominciato a risentire più direttamente della trasformazione dell'economia italiana da agricola in industriale. Molti partono ancora oggi per andare a cercare fortuna lontano dall'isola. Altri restano. Tra i giovani, alcuni cercano vie inconsuete per migliorare le loro condizioni. Il pugilato, che in Sardegna vanta una buona tradizione, rappresenta per molti giovani il miraggio di una promozione sociale. Venga qua, per favore. Lei è sardo? Sì, signore. Di dov'è? Cagliari. Quanti anni ha? 19. Lei pensa di far fortuna con il pugilato? Speriamo. E se riuscirà, pensa di andare in continente o di rimanere in Sardegna? Di andare in continente. Oltre a fare il pugilato, lei fa qualche altro lavoro? Sì. E che lavoro fa? Commesso. Preferisce fare il commesso o il pugile? Tutti e due. Logico. Fra i due? Pugilato. Pensa che sia più facile far fortuna in Sardegna o in continente? Più in continente che in Sardegna. Lei crede che in Sardegna ci siano altri modi di far fortuna, a parte il pugilato? Solamente sul lavoro. Che tipo di lavoro? Lavorare qualsiasi tipo, purché si lavori. Aspetti un momento prima di andarsene. Come si chiama lei? Locci Gianni. Quanti anni ha? 20. Lei pensa che si possa far fortuna qua in Sardegna? Sì, senz'altro. Con cosa? Con lavoro. Che tipo di lavoro? Qualsiasi genere di lavoro. Ma un operaio, secondo lei, può trovare una buona sistemazione qua in Sardegna? Un uomo ricco no, può vivere. Lei ci sta volentieri qua in Sardegna o preferirebbe magari andarsene in continente? No, io preferisco stare qui nella mia terra. Questa palestra ha dato dei pugili famosi, mi faccia dei nomi. E ha dato Piero Rollo, Fortunato Manca, Gianni Zudda, Palon Melisi e molti altri. Vorrebbe diventare come loro? Speriamo, lo spero. Ma per diventare famosi come pugili non crede che bisogna andarsene dalla Sardegna? Non è giusto, no. Perché? Si può anche qui. Come è diventato Gianni Zudda e Piero Rollo, ne possono uscire anche altri. E sono rimasti qua in Sardegna? Sì. Fare del pugilato significa per questi ragazzi cercare di afferrare la fortuna con i guantoni. Altri il successo preferiscono sognarlo. L'evasione dei fumetti porta forse troppo lontano, ma può servire anch'essa a smuovere la vita di ragazzi cresciuti in ambienti troppo chiusi. Signorine? Signorina, scusi, che cosa legge lei? Ornella Vannoni. Insomma, la vita delle cantanti mi piace. Ah, le piacciono Sì. molto. Le piacerebbe diventare cantante? Insomma. Crede di avere una bella voce lei? Qualche volta così, canto per hobby. E canta... Però... E canta bene?
Ah no, io non mi giudico. Si vedrà se lontano da me potrai incontrare quell'amor che da me non vuoi. E qualche volta, come nelle favole, i sogni più improbabili si realizzano. È il caso di Vittorio Inzaina. 23 anni, una voce sottile, qualche canzone di successo. Alle sue spalle un paese polveroso, una famiglia di lavoratori con l'orgoglio un po' scontroso del proprio mestiere. Venga, signora. Venga anche lei. Lei è il padre di Vittorio Inzaina, vero? Parlateci un po' del vostro figliolo. Dobbiamo dire, sapete già tutto, no? Ne hanno parlato tanto i giornali, è inutile dire. Cosa e cosa dobbiamo dire? Ci dica qualcosa di quando era ragazzo. E cosa devo parlare quando era ragazzino? Perché era piccolo. Basta, cosa devo parlare? Lei fa il muratore. Io facevo il muratore. Lei è il fratello di Inzaina. Sì, il fratello maggiore. Anche suo fratello faceva il muratore. Sì, anche mio fratello faceva il muratore. Magari avessimo avuto la fortuna di uscire tutti da questa situazione. Un po' cattiva. La fortuna di uscire tutti da questa situazione. E le immagini della fortuna anche in Sardegna si sono moltiplicate. Oggi basta mettere su un'orchestrina per inseguire il mito del successo, la ricchezza, la popolarità. Ma questi traguardi pongono immediatamente nuovi dilemmi. Restare nell'isola o andare altrove? Seguire le strade consuete o cercare nuove soddisfazioni e piccole avventure personali? È più facile fare fortuna in Sardegna o in continente? Io direi meglio in continente, perché qua in Sardegna ci sono degli intenditori di musica e non c'è speranza. E tu preferiresti far fortuna con la musica o con altre cose? Meglio con la musica, perché credo che renda di più e poi c'è anche la passione. E di politica ti interessi? No. E tu? No, certe volte no. E come mai? Perché ancora non sono in grado di capirla. Preferisci studiare o suonare? Suonare. Perché? Perché mi piace la musica. Senti, ma tu a scuola come vai? Non ci vado io a scuola. E cosa fai? Macellaio. Tu vai a scuola? Sì. Che classe fai? Prima liceo scientifico. E ti riesci a conciliare lo studio con la musica? Sì. Sei bravo a scuola allora? Sono discretamente bene. Ma fra studiare e suonare cos'è che ti piace di più? Insomma, preferisco più suonare perché lo strumento mi appassiona di più, quindi ho più soddisfazione. Il ballo dei mamutones, una danza antichissima che ancora si esegue durante il carnevale a Mamoiada, un piccolo paese nel cuore della Sardegna. Nessuno ricorda più il significato di questa danza. I pastori, nel caratteristico abbigliamento della barbagia, danzano ritmicamente scuotendo i campanacci che portano legati alle spalle. È una vecchia Sardegna che sopravvive a se stessa. I giovani se ne sono ormai allontanati, non la comprendono più. Nuove voci, nuove suggestioni, nuove esigenze li hanno ormai staccati dalle forme tradizionali della vita isolana. Benché il loro rifiuto diventi talvolta una drastica negazione della tradizione, esso esprime, forse inconsapevolmente, una genuina esigenza di trasformazione dell'ambiente per renderlo più adeguato ai tempi d'oggi. La Sardegna tradizionale assegna agli uomini e alle donne dei ruoli precisi, ma i giovani giudicano questi ruoli ormai privi di senso. Alcuni di essi affermano chiaramente la loro posizione. Ti è divertita, signorina? No. Come mai? Beh, non mi sono divertita. E perché? Non mi è piaciuto il carnevale di Mamoiada e non ho avuto possibilità di andare fuori, quindi non mi sono divertita. Non le interessano i mamutones? No, non suscitano niente di nuovo a me. Ormai ci sono abituata e l'ho vista tante volte. Che opinione hanno di lei in paese? Non so come mi considerano, penso una ragazza abbastanza anticonformista. E cioè cosa vorrebbe dire per il paese anticonformista? Cosa vorrebbe dire? Cioè non so alle tradizioni comuni
caratteristiche della Sardegna. E come avviene quest'urto con la tradizione? È un esempio pratico, direi, futile. Ad esempio, farsi una passeggiata così con degli amici. Si discute normalmente, eppure una ragazza che fa una cosa del genere non è ben vista, insomma. Lei va d'accordo con i suoi genitori? Sì, abbastanza. Se avesse un lavoro, le piacerebbe abitare sola o continuare a restare in famiglia? No, preferirei indubbiamente rendermi indipendente finanziariamente e stare fuori, tornare ogni tanto e rimanere in ottimi rapporti con la mia famiglia. Fuori della Sardegna o fuori del suo paese? Fuori del mio paese, in un posto cioè che io sia bene. La reazione alla tradizione si manifesta anche nel contrasto dei figli con i propri genitori. Il motivo del disaccordo è quasi sempre sui modi di conciliare il lavoro e le ore libere. Nei rapporti tra lavoro e divertimento, modelli antichissimi di vita pastorale ed agricola entrano in conflitto con quelli adottati da una società più progredita. Possiamo fare delle domande a lei e al suo figlio? Sì, signore. Come giudica i giovani d'oggi? Migliori o peggiori di quelli della sua generazione? E adesso sono più svelti, no? Ma migliori o peggiori? Quello non lo posso giudicare, se sono meglio o peggio. Che ne pensa dei giovani d'oggi? Cosa ne penso? Che i giovani si adattano ai tempi che sono oggi. Mi faccia alcuni esempi per cui lei si trova in contrasto con i suoi genitori, con suo padre per esempio. Ma contrasto proprio non direi, ma comunque le idee sue sono un po' antiche, secondo ciò che penso io. Ma un esempio? Un esempio, quando esco di casa, le posso dire una cosa semplicissima. Lui vuole che sia alle 10 a casa, che non rimanga a mezzanotte, dice cosa faccio in giro con gli amici, facciamo cose inutili, cose che non servono secondo lui. Perché lei vuole che suo figlio torni a casa prima di mezzanotte? Non crede che debba divertirsi un po' dopo il lavoro? Ma loro che se la prendono tutta la settimana intera, è sempre una cosa continua. Così, mezzanotte ritirano e alla mattina alle 9 si alzano, invece tocca alzarsi presto per andare in campagna a lavorare. Lei non crede che un giovane avrebbe diritto a divertirsi un po' di più e a lavorare un po' di meno? Ma noi contadini è bisogno che ci interessiamo di lavorare, di divertirsi, ma... E lei che ne dice? Ha ragione suo padre o no? Ma ha ragione, ma la sua parte che c'è ragione, ma come si è oggi penso di no. Perché anche noi giovani abbiamo il diritto di divertirci. Facciamo una vita che è anche un po' dura, lavorare in campagna che a me non mi piace prima di tutto. E poi quando rientro a casa la sera ho bisogno di un po' di svago. Un'altra domanda. Lei avrebbe voluto studiare? Guardi, avrei voluto molto volentieri. L'istruzione. Ecco un obiettivo positivo, un desiderio condiviso da un gran numero di giovani sardi, figli di contadini e di pastori. L'istruzione avvertita giustamente quale strumento indispensabile per modificare la propria condizione umana e sociale. Sul programma che il piano di rinascita della Sardegna intende svolgere nel settore dell'istruzione, abbiamo interrogato l'onorevole Corrias. In ogni piano di sviluppo che abbia come obiettivi da raggiungere non soltanto quelli di carattere economico ma anche quelli di carattere sociale, l'istruzione non può che essere un problema di fondamentale importanza. Ed anche nel nostro piano, oltre che nel programma quinquennale, l'istruzione ha un posto preeminente. Nel programma quinquennale, ad esempio, gli stanziamenti relativi alle voci dell'edilizia scolastica, degli incentivi alla frequenza scolastica, dell'addestramento professionale, delle università e degli aspetti culturali in genere prevede uno stanziamento di 85 miliardi e mezzo. Basta pensare che uno degli aspetti più rilevanti è quello di consentire anche a coloro che non hanno le possibilità finanziarie di studiare non soltanto nei primi corsi, ma anche di poter giungere a frequentare le università. E questo è un aspetto, potrei dire, rivoluzionario che occorre sottolineare. Per realizzare gli obiettivi del piano di rinascita sono sorte in Sardegna moltissime scuole serali di ogni tipo per i giovani che non hanno potuto portare a termine regolarmente i loro studi elementari
o che desiderano approfondire la loro istruzione. Ma spesso queste scuole sono frequentate da persone che, pur avendo terminato gli studi elementari, non hanno avuto in seguito possibilità di utilizzarli e si trovano quindi nella condizione definita analfabetismo di ritorno. Una di queste scuole è sorta ad Orgosolo. Il treno si arresta sbuffando. La massa dei viaggiatori a terra si precipita agli sportelli, ma il convoglio è già pieno, o almeno così sembra. Una mamma con 2 figlioletti... Scusi signorina, Prego. quanti alunni ha la sua classe? 15. E frequentano tutti? Sì, generalmente frequentano 9-10. Che tipo di lettura preferiscono? E letture di vario genere, racconti avventurosi, di storia, racconti sulla Sardegna. Fra le materie che lei insegna, cioè matematica, italiano, geografia, qual è quella che preferiscono? La preferita dai ragazzi è la matematica. Le ragazze preferiscono svolgere temi, fare lettere. Anche la storia è molto apprezzata. Entro che limiti varia l'età dei suoi alunni? L'età va dagli 11 anni, dagli 11 fino ai 34. Sono più bravi quelli giovani o quelli anziani? Quelli che sono nell'età di mezzo. Quanti anni ha? 17. E che mestiere fa? Carpentiere. Come? Il carpentiere. Ma c'è lavoro ora? No, d'inverno no. Qual è la materia che preferisce? La matematica. Signorina, quanti anni ha? 15. Come mai ha ripreso a studiare a 15 anni? Non avevo fatto la quinta e volevo frequentare. Le serve a qualche cosa studiare? Sì. E perché ha deciso di tornare a scuola? Perché mi piace, tanto la sera non faccio niente, non voglio dimenticare quello che so. Lei, oltre che studiare, cosa fa? Ha qualche lavoro fisso? Dalle suore lavoro. Che lavoro fa? Faccio la pulizia. Qual è la materia che preferisce? La matematica. Perché? Perché soprattutto è la più necessaria. Quanti anni ha lei? 19. Che mestiere fa? Beh, facevo l'apprendista meccanico. Che cosa intende fare quando avrà finito di studiare? Per adesso no. Bisogna studiare prima o poi, non si sa che cosa si fa. Imparare non è soltanto qui in Sardegna apprendere un certo numero di cognizioni, è accedere soprattutto a nuovi livelli di consapevolezza e di vita, è uscire dalla passività, dalla tradizione e aprirsi al mondo, cercando di conoscerlo e di parteciparvi attivamente. Anche il ruolo dell'insegnante, per rispondere a queste esigenze degli alunni, deve subire una profonda trasformazione. Qual è la sua professione? Studente delle scuole medie. Laureando in giurisprudenza. Insegnante di lettere. Insegno dottrina dello Stato all'Università di Sassari. Io faccio l'avvocato. Sono insegnante di lettere e consigliere regionale. Quali interessi avete in comune con i giovani? Siamo in un rapporto che io potrei dire di collaborazione e di ricerca comune. Come giovani, loro e noi, ci muoviamo sullo stesso terreno verso una cultura democratica avanzata. La vostra è una collaborazione di maestri e scolari? Nei confronti dei giovani e nel senso tradizionale credo che nessuno si senta maestro. Noi siamo alla ricerca di moduli nuovi e di sistemi nuovi di prendere coscienza della realtà in Sardegna. E in questo senso non possiamo dire di insegnare una dottrina prefabbricata a nessuno, e così bisogna accettarci. Cosa ne pensa dei giovani sardi in generale? Penso che i giovani sardi sentano profondamente queste esigenze di rinnovamento e culturale e sociale. Questo nuovo tipo di contatto tra intellettuali e giovani rappresenta in Sardegna un tentativo di assumere la cultura come un efficace strumento di trasformazione sociale e non soltanto come una somma di cognizioni accademiche e improduttive. Questi corsi sono così delle serie di incontro tra alcuni dei settori più avanzati della cultura sarda con numerosi gruppi di lavoratori appartenenti essi pure a tutti i partiti politici della democrazia senza preclusione di sorta.
Così la cultura sarda si vede oggi impegnata nel tentativo di prendere pienamente coscienza della realtà e delle contraddizioni della Sardegna. L'impegno si manifesta in una serie di iniziative pratiche, di conferenze, di colloqui, di imprese editoriali. Il nostro obiettivo così è stato sin dall'inizio, ed è anche ora a maggior ragione, il rinnovamento e anzi il rovesciamento dell'intellettuale espresso tradizionalmente da una borghesia subalterna come quella sarda, subalterna nel senso che ha sempre avuto i propri interessi dall'altra parte, direi dalla parte di Cartagine, di Genova, di Pisa, della Spagna, del Piemonte, mai dalla parte della Sardegna. La storia della Sardegna, una storia di dominazione, una terra da sfruttare traendo ricchezza dalle miniere e dalle campagne. Prima l'isola cadde sotto l'influenza dei Punici, il polo di attrazione è Cartagine, poi passa sotto il dominio dei Romani. Nell'Alto Medioevo è la volta dei Genovesi e dei Pisani, che fondano sulle sue coste colonie commerciali per lo sfruttamento dell'isola. I dominatori portano anche la civiltà, costruiscono chiese, monumenti, e tuttavia questi monumenti rimangono fondamentalmente estranei all'autentica vita dell'isola. Nelle costruzioni religiose ci sono nell'isola bellissimi esempi in stile pisano, ma non esiste uno stile religioso sardo. Poi, come dominatori, è la volta degli aragonesi e degli spagnoli. L'isola sembra volgersi dopo l'Italia verso la Spagna, ma non è che un'apparenza. La vita del pastore sardo resta uguale, chiusa, immobile nella sua sostanza. È invece la borghesia sarda che fa da mediatrice tra il pastore e il signore venuto da fuori. Una borghesia che cerca di inserirsi nell'apparato amministrativo impiantato dai vari dominatori, ma che viene confinata nel ruolo subalterno di intermediario. Ed essa accetta di giocare questo suo ruolo facendo propria la causa del più forte, del dominatore straniero nei confronti della popolazione. Solo dall'unità d'Italia è cominciato un moto contrario di riunificazione nell'interesse e nei propositi che dividevano tradizionalmente la borghesia sarda, cioè la classe dirigente dell'isola, dalla popolazione. Questo movimento è ora giunto ad un punto di maturazione ed in esso l'intellettuale sardo occupa un posto preminente. Ci sono intellettuali ed intellettuali e ci sono intellettuali per i quali i problemi della rinascita non hanno un valore culturale. Ci sono intellettuali i quali affrontano questi problemi con una posizione, con un atteggiamento che è tipicamente reazionario perché la loro posizione è tipicamente reazionaria. Ci sono intellettuali democratici, tra i quali anche lui, i quali hanno assunto nei confronti della rinascita un impegno molto profondo, direi anche rilevante, entro i limiti in cui potevano assumerlo, sia all'interno dei partiti, quelli di noi che sono nei partiti, sia all'esterno dei partiti, quelli di noi i quali, pur militando con un forte impegno politico, tuttavia sono appunto al di fuori dei partiti. Lei che mestiere fa? Faccio il minatore. Che cosa le interessa di più in queste lezioni? Beh, mi interessa quello di avere una cultura maggiore in modo da preoccuparci a tutti i problemi della società. Che professione fa lei? Coltivatore diretto. Cos'è che le interessa di più di queste lezioni? La storia dell'antifascismo. Il piano di rinascita è diventato operante da troppo poco tempo per poter risolvere i problemi secolari dell'isola. E chi non ha tempo per aspettare perché è pressato dalla necessità, ha di fronte a sé soltanto una soluzione: emigrare. La nuova classe dirigente sarda e il piano di rinascita ereditano, consapevolmente, anche questo fenomeno negativo della realtà della Sardegna di oggi. Scusi, vorrei farle alcune domande. Sì. Perché vuole emigrare lei? È perché non c'è lavoro qui in Sardegna. Ma se in Sardegna ci fosse possibilità di lavoro, lei tornerebbe? Dipende dalla gente, dipende dal lavoro e come trattano gli operai qui in Sardegna. Dove emigra lei? In Francia. Mettiamo che lei in Francia venisse a sapere che in Sardegna c'è lavoro. Che cosa farebbe lei? Beh, in certa qual maniera ritornerei.
Prima mi informerei dei contratti di lavoro che ci sono qui, perché venire e ritornare in Sardegna senza essere sicuro del lavoro e sia dei soldi è inutile che ritorni. Va via solo? Sì. È sposato? No. E chi lascia qua? Lascio tutti. La mia famiglia, il padre, la madre, mia sorella. Dove vuole andare lei? Io vorrei andare in Germania. In Germania. Sì. Per far che cosa? Per lavorare. L'emigrazione, il cercare lavoro fuori dalla Sardegna, è anche una conseguenza delle profonde trasformazioni economiche e sociali che si stanno operando nell'isola. Ma non è la sola. Il contatto più stretto con le forme di vita delle regioni più progredite determina qualche volta atteggiamenti di distacco e di insofferenza dall'ambiente usuale. Vi sono dei giovani che, disancorati ormai dai valori tradizionali e ancora incapaci di vedere con chiarezza nel proprio futuro, sembrano rifugiarsi in un comportamento che pretende di essere scettico e disincantato. Essi tentano, in un piccolo centro di provincia, di ripetere gesti, modi e comportamenti di un cliché fin troppo abusato. Ma condannarli è facile. Forse questi giovani sono i primi a subire in modo negativo i contraccolpi di una realtà in trasformazione. La loro ostentata indifferenza è forse una difesa di fronte ad una realtà che non riescono ancora a comprendere. Lei sa cos'è il piano di rinascita? Beh, veramente non so di che cosa si tratti. Che libri legge? Io di solito leggo i libri di scuola, altri libri non ne leggo. Le interessa la politica? No, non mi interessa per niente. Ma lei voleva dire No, qualcosa? grazie, Stava protestando no, prima. lasci perdere. Ma voleva dire qualcosa? Io volevo dire insomma che i ragazzi giovani non sono tutti dei petelloni, sono anche gente che si interessa di politica, che legge e sa qualcosa sul piano del rinascita. Non Grazie. sono tutti. Prego, prego. Onorevole Soddu, come mai molte delle persone che abbiamo intervistato ci hanno risposto di non conoscere il piano di rinascita o di avere notizie molto vaghe? Il problema della conoscenza del piano è un problema difficile se si tratta di una conoscenza di tutti gli aspetti specifici, settoriali, tecnici. Ritengo che il piano di rinascita nelle sue linee generali invece sia conosciuto da larghi strati di popolazione. Devo dire a questo riguardo che in Sardegna, anche per facilitare la conoscenza, ma direi di più per facilitare la partecipazione di tutti gli interessati all'elaborazione, a dar pareri, suggerimenti, proposte, sono stati creati dei comitati zonali per lo sviluppo, comitati zonali che studiano nelle sue linee generali, ma anche nei vari aspetti settoriali specifici, il piano di rinascita. Lei che cosa fa? Sono uno studente dell'Istituto Tecnico Pietro Martini. Senta, cosa ne pensa del piano di rinascita? Beh, insomma, lascia a desiderare un po'. Perché? Perché se ne parla tanto e non arriva ancora. Beh, se si cominciasse subito sarebbe molto importante, ma se si aspetta molto... Beh, io più che pensare mi auguro che vada bene. Ma delle critiche da farne non ne ha? Beh, diciamo un po' di lentezza, ma altro no. Critiche per il momento ancora nessuna, perché questo piano di rinascita deve diventare operante. Quando noi vedremo il risultato allora potremo criticarlo oppure lodarlo. Critiche? No, non ne ho da fare, però è naturale che è un po' ritardato, vero? Se fosse venuto prima sarebbe un bene già avvenuto, insomma. Grazie, buonasera. Il piano di rinascita è veramente in ritardo? Abbiamo rivolto questa domanda all'onorevole Corrias. Se teniamo conto delle attese secolari della popolazione sarda, dobbiamo dire che il piano è arrivato in ritardo. Ma se consideriamo d'altro canto la complessità del problema e la necessità di sottoporre quindi ad uno studio approfondito tutti gli aspetti di questo problema, che sono molti e che sono complessi, dobbiamo invece affermare che il piano ha avuto relativamente un suo iter abbastanza sollecito. Noi siamo impegnati in una politica di industrializzazione che ha come obiettivo quello di consentire l'insediamento in Sardegna
di iniziative sane ed economicamente competitive, non soltanto con le industrie nazionali, ma anche con le industrie del più largo fronte comune europeo. Sta di fatto che le iniziative che sinora si sono insediate in Sardegna sono iniziative che stanno creando attorno, come industrie di base esse, un complesso di industrie di trasformazione, come esempio quella che tra poco inizierà i suoi lavori a Villa Cidro. E sta di fatto inoltre che noi abbiamo ugualmente posto nel nostro programma e rivendichiamo con fermezza il sorgere di industrie a partecipazione statale che possano ugualmente svolgere quel ruolo di industrie di base che consentano poi il sorgere in più larga misura di quel complesso di piccole e medie industrie manifatturiere che formano il tessuto connettivo di ogni politica industriale in Italia o in altri paesi. Il piano di rinascita, che si propone una completa trasformazione della struttura economico-sociale della Sardegna, affida al rinnovamento industriale le sue maggiori speranze. Creare nuove industrie, stimolare l'attività di quelle già esistenti, significa non soltanto offrire nuovi posti di lavoro, ma una nuova qualificazione alla manodopera, favorire la formazione di una mentalità imprenditoriale e sollecitare la produttività dell'agricoltura, offrendo più vaste possibilità di utilizzazione ai suoi prodotti. Proprio a questo scopo sono stati rinnovati negli ultimi anni numerosi caseifici per lanciare sul piano industriale un tipico prodotto dell'economia sarda, il formaggio. E quando è stato rinnovato questo caseificio? Beh, io non direi che si tratta di rinnovamento, è stato costruito a Castelnuovo nel 1957. Che formaggi producete? In genere si produce il pecorino romano, è un formaggio che si consuma in Italia, specialmente nell'Italia meridionale, e soprattutto si esporta negli Stati Uniti. È aumentata quindi anche la possibilità dell'occupazione? Ah, indubbiamente. È aumentata la possibilità dell'occupazione in quanto si può lavorare più, insomma, la materia prima viene aumentata, insomma. Ma in un certo senso si è diminuito però per unità di prodotto si è diminuito il costo della manodopera. Un'altra industria tradizionale della Sardegna si sta rinnovando, quella del sughero. Per la sua lavorazione cominciano a sorgere moderne industrie a ciclo completo, in cui il materiale grezzo viene lavorato e trasformato in prodotto finito. Un'altra ricchezza dell'isola, il sughero, viene così adeguatamente sfruttata. Quando è stata rinnovata questa azienda? È dal 56 che abbiamo iniziato la produzione dei turaccioli in grande stile e fino ad oggi abbiamo raddoppiato gli operai naturalmente sardi e sardi anche i dirigenti, i principali. Quanti operai impiegati attualmente? Attualmente sono esattamente 136 occupati. Questo numero aumenterà? Ne potremo occupare anche di più, forse raddoppiare in un paio d'anni. Le industrie tipiche della Sardegna, i caseifici, i sugherifici, hanno oggi buone prospettive di sviluppo. I sardi, dopo essere stati per secoli pastori o agricoltori, cominciano a diventare operai, lavoratori dell'industria. Questa trasformazione si riflette anche sul piano psicologico, rompendo i vecchi schemi di un'economia basata sulla produzione familiare. L'innata diffidenza e l'individualismo dell'agricoltore sardo cominciano ad essere sostituiti dalla solidarietà diffusa dalle imprese cooperativistiche. Da quanti soci è composta la vostra cooperativa? Da 400 viticoltori. E che tipo di vino producete? 4 tipi: Cannonau, Romangia, Moscato, Vermentino. Avete avuto difficoltà nel creare la cooperativa? Sì, in un primo tempo, in quanto c'era la scelta dell'uomo per poter mantenere questa cooperativa. E perché? Perché in Sardegna c'è tanta diffidenza. E voi siete riusciti a vincere questa diffidenza? Questa diffidenza è stata vinta in quanto i nostri prodotti si sono affermati in tutta Italia. Industrie tradizionali e forme cooperative, tuttavia, non sarebbero ancora sufficienti ad imprimere un nuovo carattere all'economia sarda. Per realizzare pienamente gli obiettivi del piano di rinascita, occorre ampliare e differenziare i tipi di produzione industriale, introducendo nuove lavorazioni per nuovi prodotti. Questa esperienza si riflette anche in modo positivo sulla sempre maggior qualificazione della manodopera. L'adesione più spontanea al nuovo tipo di lavoro richiesto dall'industria
è venuta da parte dei giovani. L'impiego della manodopera sarda ha dato buoni risultati? All'inizio abbiamo avuto qualche difficoltà dovendo accedere a un mercato privo di precedente esperienza, ma poi facendo leva anche sulla una maggiore utilità della manodopera giovane, che usufruisce anche di una maggior preparazione scolastica, abbiamo ottenuto dei buoni risultati. Comunque materiale umano, se così si può dire, di primissimo ordine. E questa fabbrica quando è sorta? È entrata in esercizio alla fine del 61. Ha avuto dei contributi dalla regione? La fabbrica è sorta proprio con il finanziamento della regione e ha fruito di una notevole assistenza finanziaria nella fase di avviamento da parte della regione. Quanti operai avete? 84, di cui 55 in fabbrica e rimanenti sui cantieri di montaggio della nostra produzione di prefabbricati. Di questi 84 operai solo 2 sono continentali e i rimanenti sono tutti operai locali che abbiamo formato professionalmente già in seno alla fabbrica. Al problema della manodopera si aggiunge quello della formazione di una categoria imprenditoriale moderna ed efficiente. Si tratta anche qui di un'esperienza nuova che la Sardegna tradizionale con la sua economia arcaica non avrebbe mai potuto affrontare. Può dirci qualche cosa sulla sua esperienza di imprenditore? La nostra esperienza di imprenditori qui in Sardegna è un'esperienza che sta nascendo con noi, in quanto non esisteva fino adesso nessuna tradizione in questo senso. La Sardegna finora aveva visto i suoi imprenditori vivere su una forma di sussistenza familiare, per cui le famiglie avevano creato una certa ricchezza che poteva servire soltanto per le loro necessità e non per la formazione di un capitale da reinvestire in altre forme imprenditoriali. Secondo lei il piano di rinascita è un fatto positivo per gli imprenditori sardi? Il piano di rinascita, proprio come elemento di rottura di questa economia tradizionale, rappresenta un punto assolutamente positivo. Quali iniziative prevede il piano di rinascita per favorire la formazione in Sardegna di una moderna classe imprenditoriale? Uno dei problemi più importanti forse di un processo di sviluppo o di una regione sottosviluppata è quello di far crescere una moderna classe imprenditoriale locale, capace di approfittare dei benefici che la legislazione offre in materia di industrializzazione. E questo problema ha 2 aspetti fondamentali, mi sembra. Uno è quello dei capitali, della partecipazione del capitale pubblico al rischio dell'impresa, e l'altro è quello dell'assistenza tecnica, della promozione, diremmo, dell'impresa stessa. Senta, secondo lei, ingegnere, il piano di rinascita offre agli imprenditori sardi prospettive di sviluppo? Sì, secondo me offre delle notevoli prospettive di sviluppo. Questa azienda è stata creata anche tenendo presente queste prospettive. Senta, ingegnere, da quanto tempo è nata questa azienda? È nata nel 1963. E quanti operai impiega? 80 operai. E quanti metri quadrati è questo capannone? 7.000. Lei è sardo? Sì, sono sardo. E sono tutti sardi qua? Sì, tutti sardi, sia il personale dirigente che il personale tecnico. Avete avuto dei... Gli operai, e anche gli operai. Avete avuto dei problemi di qualificazione all'inizio? Beh sì, qualche problema l'abbiamo avuto, però abbiamo avuto la soddisfazione che l'operaio sardo si è perfettamente adattato a queste nuove lavorazioni, per cui non abbiamo avuto bisogno assolutamente di ricorrere a manodopera del continente. Sardegna 1965. Un'isola che sta trasformando il suo volto secolare. Un'isola piena di speranze e di contraddizioni. Ma queste contraddizioni si configurano in forme dinamiche e in fermento. La tradizione non ha più la forza di arrestare l'inevitabile corso dei tempi. La solitudine, la diffidenza del pastore è ora vinta dallo spirito di solidarietà dell'operaio e di cooperazione dell'agricoltura. Le limitazioni di costume dell'ambiente vengono ogni giorno contrastate dalla diffusione di nuovi modelli di vita attraverso il cinema, la radio e i giornali. Il piano di rinascita della Sardegna è chiamato ad operare in questa situazione in movimento. Il suo obiettivo preciso è di volgere i fermenti positivi in un'opera di generale rinnovamento dell'isola.
Parto, E dove va? in Germania, A cosa fare? a lavorare, E come mai se ne va da qua? perché l'ambiente del paese ormai non fa più. E il piano di rinascita? Che lo facciano, casomai ritornerò. Io attualmente sto lavorando e ho lavorato a Milano, sono stato un po' dappertutto, ma se viene il piano di rinascita avrei un lavoro stabile qua in Sardegna e naturalmente sarebbe un bene per me e anche per molti altri. Che cosa ne pensa del piano di rinascita? Ah, penso che sia una cosa molto utile per la Sardegna. Lei dice Sì? che farà del bene alla Sardegna. Sì, penso di sì. E anche lei ne riceverà benefici, personalmente. Personalmente... Come? Personalmente non so, comunque per molta gente disoccupati, per gli emigrati, penso che sia una cosa utile.